Tifosi del Napoli, tenete gli occhi aperti. Perché un nuovo nome sta iniziando a circolare con forza dietro le quinte di Castelvolturno. Potrebbe trattarsi di una rara gemma del calcio sudamericano in procinto di sbarcare in Europa. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la notizia di oggi riguarda Jordan Andrés Barrera Herrera. Il nuovo prospetto colombiano che viene monitorato con attenzione non solo dal Napoli, ma anche da colossi come Borussia Dortmund, Newcastle e FC Porto. E la cosa più importante è che il suo prezzo è ancora accessibile. A soli 18 anni, Barrera ha brillato al torneo 20 organizzato dalla Colombia all'inizio del 2025 in Venezuela, venendo scelto per la top 11 della competizione. Giocando contro avversari di 2 anni più grandi, il giovane centrocampista del Junior FC si è fatto notare per la sua versatilità e il suo talento tecnico. Un vero no 10 o no 8. Capace di giocare come mezzala in un 4-3-3 o anche come centrocampista d'attacco in un 4-2-3-1. Il suo repertorio è degno di chi respira calcio d'autore, tunnel, sombreri, dribbling corti, veroniche e assist decisivi, come dimostrano i suoi numeri, 4 assist e un gol nel torneo internazionale. Secondo areanapoli.it. Gli osservatori del Napoli hanno annotato il suo nome sul taccuino di Giovanni Manna e considerano Barrera un profilo strategico per il futuro del club. Il suo valore di mercato si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro, con una percentuale sulla rivendita. Una cifra considerata sostenibile, soprattutto se rapportata alle potenzialità del ragazzo. Il principale ostacolo al suo arrivo sarebbe il fatto che non ha il passaporto europeo, il che complicherebbe il suo immediato tesseramento in Serie A. Tuttavia, con l'intensificarsi dei movimenti dietro le quinte, il Napoli potrebbe cercare delle soluzioni, come un prestito iniziale o l'integrazione in squadre partner. Ora tocca a voi, tifosi azzurri. Pensate che il Napoli debba investire su Jordan Barrera come scommessa per il futuro? O sarebbe meglio concentrare gli sforzi su rinforzi più pronti per il momento? Commentate qui sotto. La vostra opinione conta molto in questa fase in cui il club sta cercando di combinare gioventù, talento e strategia per tornare in cima all'Europa.